Buongiorno e ben ritrovati amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentare la terza giornata del girone B di Giovanissimi Provinciali Under 14. La sfida che oggi ci presenta è quella tra Accademia Palermo Calcio e Villabate. Oggi è un insolito completino blu per la formazione di casa. Vediamo infatti tutti i componenti della squadra appunto in campo, probabilmente per la foto di rito. Deve infatti schierarsi il tecnico mister Sergio Di Trapani, che infatti sta dicendo ai ragazzi come posizionarsi. E infatti arriverà anche la foto. Nel frattempo facciamo vedere, vi mostriamo le immagini per quanto riguarda la formazione ospite. Si tratta del Villabate, che nell'ultimo match ha perso con il risultato di 3-4 contro l'ATF. Dall'altra parte invece è arrivata un'importantissima vittoria per l'Accademia di Palermo Calcio, perché è un successo con il risultato incredibile di 0-13 contro la Panormus. Era una partita in trasferta, dunque invece torna oggi tra le mura amiche. Nel frattempo continuano i riscaldamenti i ragazzi, con oggi che è una giornata abbastanza calda. Noi tanto salutiamo tutti i nostri spettatori che ci stanno seguendo, in particolar modo Marcello Parisi, che sappiamo che ci sta seguendo, noi lo salutiamo. Dunque siamo tornati per commentare anche l'ingresso in campo da parte del direttore di gara con i due capitani. Vediamo infatti Mezzo Iuso con la fascia al braccio numero 6 per il Villabate, dall'altra parte invece con la 8 Diego Mannino. Gli applausi anche da parte del pubblico presente, sempre molto caldo che al Calcio Sicilia, per dare in manforte a tutti i propri campioni, i propri figli. Continuano gli applausi nel frattempo. Diciamo quindi come ci sia stata una vittoria per quanto riguarda l'Accademia Palermo Calcio, il risultato di 0-13 contro la Panormus, un risultato molto largo. Nel frattempo il direttore sta valutando chi batterà l'inizio di questa sfida, con i due capitani Mezzo Iuso e Mannino che stanno infatti facendo più che classico con la monetina pallo campo. Vediamo chi avrà il piacere di iniziare questo match. Diciamo quindi tanto caldo, chissà che questo non sia un fattore in questa partita, perché ricordiamo che il caldo può comunque influire dal punto di vista del gioco, magari anche con temperature ancora forse non molto chiare, visto che siamo nel mese di novembre, ma si passa tra il freddo e il caldo, insomma non è mai facile riuscire ad adattarsi. Nel frattempo qui le panchine con il classico batticinque, anche dall'altra parte chiaramente vi mostriamo queste immagini bellissime, sono quelle che vogliamo vedere sempre prima di ogni partita. Nel frattempo anche la carica da parte degli uomini di casa, che vanno subito a stringersi con Stellone molto carico, si vede dal viso, già molto concentrato. Adesso anche il tecnico ovviamente urleranno qualcosa, il più che famoso circle time prima di iniziarlo. Hanno già fatto i ragazzi ospiti del Villabate, arriva anche quello della formazione di casa con il Capitan Mannino a caricare a dovere i suoi. Il mister Di Trapani invece si siede in panchina, ma conoscendolo probabilmente non starà seduto più di tanto. Il primo pallone dunque sarà per il Villabate. Nel frattempo vi mostriamo il nostro tabellino. Ricordiamo che il cronometro, come diciamo in ogni nostra diretta, sarà presente soltanto al fischio da parte del direttore di gara. Mezzo Iuso cerca subito il rilancio in avanti direttamente dalle parti di Carlo Di Paola. Subito uscita dal basso ottima con Camilleri, che fa un buon dribbling, cerca il centro del campo, poi si appoggia dalle parti di Pavesi, che non riesce ad agganciare. È stato subito cercato il numero 19, non 9, un po' particolare come numero, ma comunque il suo ruolo è quello del numero 9, dunque cambierà veramente poco da questo punto di vista. Tarantino
è sul sinistro, potrebbe crossare, viene subito fermato qui sull'out di sinistra, poi riesce a vincere un rimpallo, sempre Tarantino. Difende il pallone, va sul suo sinistro, cerca un cross, poi palla allontanata dalla difesa. Costa si allunga il pallone, poi allontana Villabate che cerca direttamente, poi Stellone cerca di tenere in velocità, non era facile tenere in velocità Mascarella, che infatti lo stava anche sorpassando da destra. Infatti getta il pallone fuori, anche un pizzico di saggezza da parte del difensore che ha preferito allontanare la sfera. Stellone è sempre di testa, poi mette una pezza Vicari, la controlla, spara alla porta Matranga, poi palla centrale, sempre a chiudere molto bene qui Signorino, palla direttamente invece dalle parti di Paola, che saggiamente decide di lasciare passare. Dunque primi 2 minuti e mezzo, quindi 90 secondi di questa partita che evidenziano due formazioni che sicuramente non vogliono lasciare nulla al caso, due formazioni che vogliono la vittoria. Poi Di Paola chiede subito di alzare il baricentro, anche perché Cerva è abbastanza avanzato, con lui c'è anche con la maglia numero 10 Salerno, dunque tanto palla offensiva ancora, può cercare la porta, cerca il tiro e la sblocca subito il Villabate con la rete firmata da Mascarella, un pallone sbagliato in fase di disimpegno e vantaggio degli ospiti, soltanto 2 minuti. Si mette subito in salita la partita per la formazione di casa dell'Accademia Palermo Calcio, con il Villabate che vuole sicuramente rifarsi dopo la sconfitta contro l'ATF in una gara interna. Mister Di Trapani invece vuole subito caricare i suoi, dice di continuare a testa bassa e concentrati per poter ribaltare questa partita. Chiaramente siamo soltanto a 2 minuti all'inizio del match, dunque è iniziata veramente da pochissimo. Costa cerca centralmente il compagno Matranga, poi un po' con le cattive Niceta qui, ma anche con tanta esperienza ha fatto valere il mismatch fisico, poi ottimo il contrasto da dietro. Camilleri cerca il tocco verso i compagni, poi mette una pezza il Villabate. Matranga controlla la sfera, vede il taglio perfetto per Costa davanti alla porta, Costa! Ed eccolo, dopo soltanto un minuto, il pareggio dell'Accademia Palermo Calcio. Che gol da parte di Costa, ma palla geniale di Matranga, gol bellissimo qui. Poi l'esultanza bellissima, ricordare Dragon Ball qui con Vicari. Pareggio dunque immediato, non ci stiamo veramente annoiando perché dopo 3 minuti abbiamo già commentato 2 gol in questa partita. Poi l'esultanza chiaramente è molto divertente, con voler ricordare il cartone animato di Dragon Ball, la fusione famosa che un po' tutti credo abbiamo visto. Nel frattempo il controllo di Camilleri, cerca sempre il tocco centrale, questa volta sbaglia, un po' impreciso, poi in anticipo ottimo da parte di Signorino. Camilleri con la testa, la allunga, Vicari che si è reso protagonista infatti dell'esultanza in precedenza, poi cerca di tagliare la strada, ma entra dentro l'area di rigore, può cercare il destro, cerca la conclusione, viene anche ribattuta, poi allontana con facilità a difesa di casa. Aveva provato in precedenza questa imbucata Luca Ciaramitaro, che si era spinto veramente tanto in alto, perché parte come terzino sinistro, ma lo stiamo vedendo anche nei nostri schermi, gioca piuttosto alto, anche quasi a pressare direttamente Vicari. Poi Caruso fa un buon anticipo, dando fastidio al suo avversario. Mannino di prima, Niceta, Pavesi, grande quel fraseggio veloce e basso da parte della formazione di casa, tipico delle formazioni. Intanto l'autogol è sfortunatissimo da parte di Signorino, che non si capisce con Di Paola, combina una frittata e arriva il gol dell'1-2. Tanta sfortuna qui. Un autogol veramente sfortunatissimo per il difensore che voleva appoggiare il pallone al portiere, ma Di Paola probabilmente voleva che non lo toccasse per arrivare lui stesso sulla palla, voleva arrivare probabilmente lui in presa direttamente sul pallone. Pertanto l'applauso da parte del pubblico che vuole subito rincuorare il numero 6 Signorino, che è stato veramente tanto sfortunato. Stava facendo anche una buona gara in realtà, perché sicuramente dal punto di vista difensivo, nonostante i 2 gol presi, era riuscito a sventare in diverse occasioni. Il velo di Costa, poi Matranga cerca di appoggiarsi, esce fuori molto bene Shortino, cerca nuovamente la profondità dalle parti di Mascarella, che ha sbloccato il gol, ha sbloccato la partita chiaramente con il gol dell'1-0, bucando Di Paola in diagonale.
partita già con 3 gol dopo soltanto 5 minuti. Intanto si agganciano i due e commette fallo, poi cercava di trovare la porta Camilleri, ma il giocatore è già fermo, dunque fallo di Matranga. Sarà calcio di punizione per il Villabate, che ribatterà con mezzo chiuso, che probabilmente andrà molto lungo. E infatti fa così, cerca Salerno, colpo di testa da parte di Niceta, poi Costa, perfetto qui in fase di interdizione. Matranga cerca il tocco verso il compagno ma sbaglia, poi l'uscita ancora una volta precisa. Ciaramitaro direttamente sull'attaccante, sembrava una posizione di offside di rientro, ma non per il direttore di gara. Salerno lotta in mezzo a due, va giù, si continua, poi Merlino, Salerno, Cerva, il tocco da parte di Camilleri dalle parti di Matranga, che vede l'inserimento senza palla del compagno, chiude invece mezzo chiuso in anticipo. Dunque risultato di 1-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Salerno cerca di controllarla, poi non arriva invece Camilleri, che stava quasi per agganciare questo pallone. Non era facile, che era anche preso in controtempo, intanto con le mani direttamente da Cervo. Nel frattempo il gioco viene fermato per una rimessa che verrà cambiata. Ecco Vicari con le mani, Signorino, preciso, Niceta, qui rischia un poco, poi riesce ad appoggiarsi dalle parti di Mannino. Costa, riuscito invece a trovare il gol per l'Academy di Palermo Calcio, con la posizione da parte di Vicari. Ottimo qui il suo lavoro, cerca il cross in mezzo direttamente sul primo palo, ringrazia invece con tranquillità Pitarresi, che va lungo. Mannino, buono qui il suo dribbling, poi viene fermato, si cerca invece la profondità sempre dalle parti di Mascarella, questa volta non arriva nonostante la buona velocità. Si parte quindi con la rimessa con le mani con Tarantino che lo scorso anno ha giocato proprio con l'Under 14 dell'Academy Ribolla, riuscendo a vincere il campionato. Intanto palla in profondità a cercare l'inserimento, che però viene visto infatti in posizione di fuorigioco. Avevamo qualche dubbio, perché se la posizione di Pavesi sembrava effettivamente essere regolare, sicuramente quella dall'altra parte di Camilleri non sembrava la stessa, perché sembrava effettivamente abbastanza in là dal punto di vista del fuorigioco. Dunque chiamata giusta, almeno da qui sembrava effettivamente corretta da parte del direttore di gara. Tarantino intanto la mette giù, Mannino, poi si scontrano con Marsala, riesce a favorire comunque Pavesi, che cerca il cross in mezzo. Dunque Pavesi parte un po' più largo, sembrava potesse giocare più centralmente, ma invece Matranga a agire come punta. Dunque Pavesi esterno sinistro, poi a completare il tridente, ma già è anche abbastanza chiaro, Gianluca Camilleri. Intanto Niceta fa una grande giocata, casca giù, riesce comunque a favorire Pavesi, che può crossare in mezzo, poi prova una ruleta abbastanza complicata per la scivolata di Pavesi, che commette fallo, e forse arriva anche il cartellino, vediamo, arriva anche il cartellino giallo per Pavesi, insomma non l'ha perdonato il direttore di gara. Primo fallo, subito uscito il cartellino giallo, intervento sicuramente scomposto da parte del numero 19, però comunque dopo soltanto 9 minuti forse un po' facile il cartellino, ma sono decisioni chiaramente tecniche che noi non possiamo chiaramente entrare. Sarà quindi calcio di punizione per il Villabate, con la battuta che probabilmente sarà lunga da parte di Caruso, se non vediamo male, perché Mezzoiuso si allontana. Sì, no, non è Caruso, deve essere Shortino. Caruso allontana subito, cerca la profondità nel tentativo di servire i compagni, poi Di Paola riesce bene ad allontanare. Camilleri, centrale, sbaglia il tocco, va sempre verso il centro Camilleri, poi si allunga il pallone, lotta anche Matranga. Camilleri allunga ancora la sfera, poi la tocca Fiore, può allargare il gioco Mannino, vede una grande palla per Costa, e questa volta forse qualche dubbio, perché sembrava essere partito alle spalle dei difensori, cioè prima chiaramente per poi andare alle spalle, ma poi bisognerebbe riguardare le immagini, forse no, qualche dubbio c'è in realtà. Poi Vicari saggiamente scorta la palla in rimessa laterale, batte rapidamente dalle parti di Signorino, che si può appoggiare, infatti torna direttamente da Di Paola, controllo non dei migliori, Stellone, poi Tarantino, lo spazio sulla fascia sinistra, cerca i compagni ma sbaglia il tocco perché Shortino intercetta, poi Pave si allunga,
Ecco Matranga con il tacco molto elegante, poi riesce ad allontanare Villabate che sta tenendo molto bene il campo. Il risultato infatti li favorisce, poi testa il duo con Signorino e poi Stellone. Niceta cerca il tocco nel tentativo di sgusciare via poi la scivolata dell'ennesima di questa partita per il numero 4 che cerca di recuperare il pallone con tanta grinta, non ci riesce. Poi Salerno vuole girarsi, cerca sempre Mascarella, è molto cercato il numero 11 che ha sbloccato questa partita con il gol dello 0-1, poi però non è riuscito a essere servito perché cerca sempre il tocco. Intanto Cerva cerca la porta con una conclusione molto difficile, ma da lì quando il pallone rimbalza è anche un po' un peccato non calciare. Di conseguenza Cerva non ci ha pensato due volte, subito cercato la conclusione. Intanto Signorino, Vicari, qui c'era Mitore infatti è molto alto in pressione, poi Caruso, buono qui il suo anticipo, non è il primo della partita. Poi Di Paola va lungo, Mannino la controlla molto bene, poi Niceta allarga il gioco, riesce a chiudere molto bene Marsala in scivolata, poi il dribbling per parte di Pavesi che può puntare la porta. Pavesi è più veloce, cerca una grande accelerazione, Pavesi da tutti, Pavesi mette in mezzo per il gol sotto porta da parte di Camilleri, ma che giocata di Pavesi, quasi come Teo Hernandez con la fascia sinistra, con un grande pallone in mezzo e fa quindi 2-2. Un'azione impressionante da parte di Pavesi che forse ha messo di lato il cartellino giallo preso, si è voluto un po' rifare perché si è visto, è partito praticamente da centrocampo, ha saltato tutti con la sua velocità e poi da lì la cosa anche più difficile perché molto spesso dopo una grande occasione, dopo una grande giocata tecnica si cerca sempre il tiro da fuori o comunque il tiro verso la porta, ma non Pavesi, perché Pavesi ha cercato i compagni. Questo è un assist impressionante che vale probabilmente molto più di un gol, risultato quindi di 2-2. Cerva, mezzo Iuso, poi Vicari lascia scorrere, vede saggiamente il pallone sta per terminare in out Di Paola. Vai Marsala! Vai Marsala! Tarantino la controlla, cerca centralmente il compagno, trova infatti Matranga, le finte, prova a rientrare il 20. Ecco Costa che la tocca con la punta, quel poco dove basta per saltare l'uomo. Grande tecnica da parte di Costa che vede l'inserimento ancora una volta in fuorigioco, questa volta abbastanza netto da parte di Camilleri che dice di no, ma sembrava effettivamente in posizione di offside. Dunque calcio di punizione per il Villabate, partita veramente molto molto bella. Infatti si riscalda già un membro della panchina, o forse no, semplicemente no, invece si sta riscaldando Michele Reina. Tanto di testa a Vicari, molto deciso con il colpo di testa come anche chiesto da parte di mister di Trapani. Con le mani Caruso cerca Cerva di testa, poi lotta con Vicari, la tocca Signorino, pala di prema centralmente per Costa che lotta, poi salta, cerca di non prendere calci, ci riesce, poi Mannino con la punta, cercare ancora la velocità di Pavesi che effettivamente prende anche questo pallone. Pavesi si gira, Tarantino cerca un ottimo cross perfetto, il controllo per la conclusione, ma che gol ha fatto ancora Camilleri, ma controllo da urlo per il numero 7, con esultanza sotto la fetta di pubblico presente. Risultato adesso di 3-2, ma Tarantino ha messo un pallone veramente super in mezzo, poi l'abbraccio bellissimo. E adesso è arrivato anche il tris, dunque la ribaltata mister di Trapani, che ha creduto fino dall'inizio, ha creduto a questa rimonta. L'abbiamo visto effettivamente qui sotto i nostri schermi, dopo il gol subito, stare molto calmo, probabilmente si fidava, conosce i suoi ragazzi, conosce che queste sono partite che si possono ribaltare nonostante un gol è preso, e poi il secondo abbastanza discutibile con un autogol veramente sfortunato, ma sono sempre rimasti in partita e infatti al minuto 15 il risultato è di 3-2. Insomma, non ci stiamo veramente lamentando dal punto di vista dello spettacolo, perché abbiamo visto già 5 gol, è intanto scivolata di Salerno, tutto regolare, poi la rulletta perfetta, poi il dribbling anche con un pizzico di rimpallo che è anche riuscito da parte di Merlino che aveva nascosto qui la palla.
Tanto sarà nuovamente rimessa laterale, verrà ribattuta con Caruso, ma Mezzo Iuso qui si incarica di battere il capitano. Va a lungo, cercare Cerva, in testa la tocca Niceta, poi c'è anche Stellone che aveva un po' lasciato la sua posizione per andare a marcare, qui rischia tantissimo Niceta per il tocco verso Camilleri, poi Costa, vede Matranga, posizione regolare, Matranga rientra con il tacco molto elegante nelle parti di Costa che aggancia il pallone, Costa casca giù ed è calcio di rigore di tutta l'astuzia, la furbizia da parte di Costa che ha visto l'incrocio con le gambe ed è andato subito giù capendo di poter prendersi un calcio di rigore. Qui tanta intelligenza da parte del numero 10 che va subito, davvero numero 10, a battere questo calcio di rigore. Adesso sfida Peter Resi, lui che l'ha già battuto una volta in questa circostanza, questa partita chiaramente sul primo gol, poi doppietta di Camilleri. Adesso Di Paolo a chiamare Vicari forse per non avanzare troppo, ma Costa con il destro e prende la traversa. Incredibile il tiro, poi il colpo di testa da parte di Pavesi. Tanta sfortuna, va calciato veramente un missile Costa che viene subito rincuorato da Niceta, ma veramente tanta sfortuna per lui perché aveva calciato molto molto bene. Probabilmente se avesse preso la porta non avrebbe potuto fare nulla. Intanto Costa ancora una volta si rifa Costa! Che cosa ha fatto? E lui gol facili non li può fare soltanto quelli difficili perché fa tunnel e poi trova sul primo palo una direzione veramente impressionante. Ed è 4-2 il risultato. Incredibile quel gol di Costa che si è subito rifatto dopo il calcio di rigore sbagliato con tanta sfortuna perché l'aveva calciato effettivamente molto bene. Il tunnel e poi botta sul primo palo. Forse qualcosina in più Pitaresi avrebbe potuto fare sul proprio palo, ma è stata anche un po' improvvisa la conclusione di Costa che era abbastanza arrabbiato probabilmente per il rigore sbagliato, ma lo rivedrà sicuramente grazie alle nostre immagini. Ma si è rifatto sicuramente. Intanto cerca il tiro da fuori Matranga che è l'unico del tridente a non essersi sbloccato ancora perché 2 gol sono arrivati per Camilleri, 2 gol invece per Costa, 0 per Matranga, ma siamo sicuri che avrà sicuramente delle occasioni per potersi rifare. Intanto Costa cerca il tocco ma sbaglia, Cerva fa un buon lavoro difensivo, poi cerca il tocco dalle parti di Ciaramitaro, chiude invece molto bene Vicari. Poi l'uomo più offensivo al momento non è Cerva ma Mascarella. Intanto Niceta salta tutti, si poggia da Matranga, poi Costa viene anticipato, dunque sarà rimessa laterale per l'Accademia Palermo Calcio che batte con Vicari con le mani. Matranga cerca il controllo, la tocca benissimo con l'esterno, ancora una volta per il gol di Camilleri che non sbaglia nemmeno questa volta e fa tripletta, una palla geniale di Matranga che non trova il gol ma fa un assist meraviglioso. Il risultato adesso di 5-2, questa bisogna sicuramente vedere il risultato pensando anche come è iniziata la partita perché il gol è arrivato dopo soltanto 2 minuti per il Villabate con la conclusione vincente di Mascarella. Poi però è successo qualcosa perché la formazione di casa ha deciso di ribaltare i sorti del match. Stellone, buono qui in anticipo, cerca il compagno Camilleri, vede il taglio di Matranga, sembra regolare per un primo momento, poi mette una pezza Fiore che allontana poi con Peter Resi, Stellone con la coscia, poi gamba un po' alta, Costa, Camilleri fa un buon lavoro, ha dovuto lanciarsi in questa giocata, viene poi fermato, dunque palla rimessa laterale, sempre zona offensiva per l'Accademia Palermo Calcio con Vicari che andrà con le mani proprio da del genere. È arrivato il gol del 5-2 con in quel caso Matranga a toccare con l'esterno per liberare invece Camilleri. Vicari intanto crossa in mezzo, c'è il tocco di Costa, poi fa scorrere dalle parti di Pavesi, si arriva da Tarantino, vuole il sinistro, il dribbling, Tarantino cerca la porta, Tarantino non la trova, ma applausi per lui, ha fatto un grande assist in precedenza, poi un controllo da urlo in realtà da parte di Camilleri. Caruso rischia tanto qui sulla pressione, poi va in avanti nel tentativo di cercare Ciaramitaro ma non lo trova. Matranga rientra, salta l'uomo, ancora una volta il tunnel, poi allontana la difesa. Marsala cerca il tocco, liberare Mascarella, non riesce. Tarantino rientra ancora una volta, 2 volte anche su Salerno, poi cerca il terzo dribbling, non riesce questa volta e poi Salerno va giù, fallo qui da parte di Tarantino.
mismatch con Salerno, che col baricentro basso si è messo davanti il pallone, poi ha sentito la spinta, è andato giù. Intervento irregolare, dunque calcio di punizione con mezzo chiuso che lascia la battuta al compagno. Si tratta di Fiore, quindi batterà questo calcio di punizione. Costa cerca il compagno, che però non l'aveva capito. Ancora una volta lotta il 10. Alla meglio Niceta, può allargare il gioco, lo fa adesso con Vicari che ha tutto lo spazio di poter puntare la difesa. Vicari più veloce, salta l'uomo, poi triplicato addirittura, va anche mezzo Iuso, lo salta, Vicari salta tutti, mette in mezzo, arriva Pavese! E arriva il gol anche per lui, aveva fatto un grande assist, adesso arriva anche il gol, 6-2 il risultato. Arrivano anche gli applausi per Vicari, che ha fatto effettivamente uno scatto da centrometista con una corsa incredibile sulla fascia destra, trovando invece sul lato opposto, quasi da ricordare un po' il 3-5-2 da quinto a quinto, con Pavese che è andato a ribadire in porta. Non si tratta di 2-3 chiaramente, ma un po' il gol lo ricordava. Messa con le mani, Stellone la controlla, poi riesce a tenerla lì, si appoggia, Mannino di prima, molto bene Niceta, il tunnel addirittura su Cerva, grande qui la sua giocata, un po' rischiosa ma ben fatta. Matranga, Costa questa volta impreciso, forse il primo errore della sua partita. Mannino nel frattempo è rimasto Marsala, si continua nonostante ci sia un giocatore rimasto giù. Poi lotta Stellone con il mister ancora in campo, ma adesso infatti non si è capito, c'è rimasto un giocatore a terra, si tratta di Vicari. Non è dietro di gara che non ha fermato il gioco ed è cartellino rosso intanto. Rosso per Tarantino. Rosso per Tarantino. Dunque rimane in 10 uomini la formazione di casa nonostante il risultato di 6-2. Perché è rimasto a terra Vicari. Ci auguriamo che sia tutto ok per il numero 2 che aveva fatto una sgaloppata impressionante qualche istante fa. Nel frattempo lascia il campo Tarantino. Questa espulsione probabilmente qualcosa. Sono ragazzini, non sono adulti. Cretino! Qualcosa al dietro di gara, ma non abbiamo visto. E mette le mani sopra. Non abbiamo visto bene in realtà. Sei un cretino! Il tempo si è rialzato. No, non glielo dico appena si avvicina. Vicari. Sono ragazzini. Bene, che mi sento ok. Cretino! Arbitro senza un cretino! Sei un cretino! Ragazzini, devi guardare tutti! Il tempo Vicari si è rialzato, sembrerebbe stare bene. Adesso un po'. Il ragazzino vomita e tu fai giocare, cretino! Per favore! Sì, ho sentito anche l'entità, dovrebbe aver vomitato il giocatore, dunque forse una botta, una pallonata, magari semplicemente un calo di zuccheri per il numero 2. Il caldo, l'abbiamo detto, effettivamente poteva essere un fattore di questa partita, poteva essere un problema. Infatti arriva subito un cambio con l'ingresso di Marco Ferrante, che fa subito il suo ingresso. Vicari invece lascia il terreno di gioco dopo una grande partita. La bici stava male, ragazzi. Tempo c'è quindi il cambio con l'ingresso di Ferrante, che prende il posto di Vicari, che stava giocando una grandissima partita. Si merita veramente tanti applausi per la sua prestazione, che oggi è stata sicuramente maiuscola. Peccato averlo perso per questo resto della partita. Le condizioni purtroppo non gli hanno permesso di continuare il suo match. Nel frattempo quindi ricordiamo è entrato Marco Ferrante, che è nato l'1 agosto 2010.
e quindi prenderà posizione probabilmente al posto del compagno. Infatti si posiziona proprio lì. Stellone prova ad autolanciarsi dopo il tocco di Mannino. Nel frattempo bisogna capire anche se c'è stato un cambiamento dal punto di vista tattico, perché con l'espulsione qualcosa può essere cambiata. Adesso non è molto chiaro lo schema, perché la difesa sembrerebbe essere rimasta a 4 con... sì, dovrebbe essere un 4-2-3, perché centrocampo... anzi no, perché in realtà è un 4-2-1-2, adesso è un po' più chiaro, con lì davanti Camilleri e Pavesi ad agire come due centravanti. Alle spalle invece c'è Matranga che giocherà come collante, quindi come trequartista. A centrocampo invece Costa con tanta abilità offensiva, chiaramente. Intanto qui sbaglia Ferrante subito il primo contrasto, poi la scivolata di Costa e con Matranga fa una grande giocata qui per uscire dalla pressione. Costa di prima, Ferrante di prima, come gioca bene qui l'Academia Palermo Calcio per Pavesi, che però è in posizione di fuorigioco, sembra effettivamente evidente. Dunque completiamo per capire l'impostazione tattica della formazione di casa, perché a centrocampo giocano quindi Mannino e Costa, con Costa che sicuramente attaccherà anche abbastanza, conoscendolo. Mannino infatti dovrà forse fare un po' gli straordinari di difesa, perché Niceta si è schierato come centrale di difesa, quindi accanto a Signorino, con Stellone che invece agirà come terzino al posto proprio di Tarantino. Pavesi, alla meglio, cerca di autolanciarsi sul lato di sinistra, è più veloce, poi si ferma, qui ottimo il contesto da parte di Fiore, sarà dunque rimessa laterale. Minuto adesso della partita, quelle squadre possono essere anche un po' stanche, minuto 27, il caldo si fa sentire. Poi alza il pallone, cerca di controllarla e riesce anche qui. Poi il mismatch fisico viene vinto da Ferrante, che poi allarga il gioco dalle parti di Camilleri. Camilleri ancora una volta viene fermato, poi riesce comunque a passare con un primo rimpallo, poi Caruso e successivamente invece Merlino. Sono scontrati due, sembrerebbe essere tutto regolare, però il contrasto comunque c'è stato. Dunque gioco fermo, minuto 28 di gioco, risultato di 6-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Siamo sicuri che state seguendo fin dal primo minuto di questa partita. Il tempo si disseta a Salerno, c'è tanto caldo, dunque che è normale che ci possa essere un po' di difficoltà nel trovare le forze per creare anche la giocata. Fiore allarga il gioco dalle parti di Marsala, che ha tutto lo spazio davanti, se lo prende poi cerca un lancio con Stellone che invece è molto bravo. Marsala allarga il gioco, può puntare, Marsala cerca il cross, ottimo qui ma non c'è nessuno, poi respinge un po' male la difesa. Salerno cerca con l'esterno il tiro ma viene fermato, poi Costa allontana per un istante, Ciaramitaro alla meglio su Costa ma soltanto per qualche istante dell'azione. Poi cerca il dribbling ma non riesce, questa volta Camilleri che adesso è ancora in possesso della sfera. Matranga, ottimo il tocco centrale per Camilleri, il controllo, Pavesi allarga il gioco molto bene da parte di Mannino che cerca il taglio nuovamente del compagno, viene subito fermato dall'ottimo intervento da parte di Mezzo Iuso, ma non basta perché ancora in possesso di casa. Poi palla che rimane giù, Salerno può allargare, questa volta fa bene nonostante la scivolata, questa volta non fatta bene, poi cerca di tornare alla conclusione. Marsala, che gol ha fatto Marsala, si è autolanciato sul lato di destra e poi forse un mix tra un cross e un tiro, poi è diventato sicuramente la seconda opzione, un tiro, e quindi fa il gol del 6-3. Grandissimo gol da parte di Cristian Marsala, che ha fatto una grande giocata, che ha cercato la porta da posizione veramente impossibile. Adesso carica la squadra ospite che vuole sicuramente recuperare lo svantaggio che al momento è di 3 gol. Ricordiamo, i di casa sono anche in 10 uomini, però Stellone di prima, buona qui la sua uscita con una finta di corpo, con l'esterno cerca e trova Pavesi che può puntare la difesa, cerca di fronteggiare Fiore più che può.
Camilleri sbaglia il tocco, qui Ciaramitaro poi allontana, adesso si è un po' passato, Ciaramitaro adesso va invece in pressione, tacco di Costa molto elegante, Ferrante rientra, grande giocata, Ferrante ancora, cerca Consista, Ferrante! E poi il palo interno, ma cosa stava per combinare il neoentrato Ferrante? Che qui era rientrato molto bene col sinistro, con la punta probabilmente, soltanto il palo di no, ma tanta sfortuna per lui. Nel frattempo la controlla Camilleri, intanto applausi per il numero 16. Poi testa di Salerno, qui non aveva visto probabilmente che non era pressato. Matranga rischia tanto, infatti sbaglia il tocco, poi lascia lì Cerva. Lotta contro Matranga, poi il tacco ancora una volta di Costa, Matranga col tacco rientra, casca giù, calcio di punizione, questa può essere un'occasione. Nel frattempo una cosa divertente che non appena il titolare ha fischiato il calcio di punizione, in 3 giocatori si sono girati dalle parti di Mister Di Trapani dicendo voglio battere io, ma Mister ha chiamato il nome di Matranga, però batte Mannino, dunque il capitano, la fascia probabilmente, però Matranga in realtà è dietro, quindi probabilmente sarà uno schema forse, perché effettivamente il nome scelto dal tecnico è stato quello di Ettore Matranga, infatti lo sta chiamando ancora, vediamo se batterà lui o se invece lascerà il capitano, che però sta guardando la porta attentamente, forse per voler prendere le misure dei pali. Infatti si è anche allontanato Matranga, dunque batterà Mannino che cerca la porta. Mannino quasi più un cross piuttosto che un tiro, non è stata presa molto bene, ma basta anche comincia la stanchezza, il caldo, insomma siamo avuto 32 di gioco, risultato sempre di 6-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Con la punta sbaglia il rilancio, Matranga il dribbling, cerca su Salerno, poi conclusione di Camilleri direttamente tra le braccia di Peter Resi che va subito lungo, non ci pensa nemmeno un istante. Ecco che arriva la palla su Cerva che però lascia scorrere di testa, poi Niceta, Salerno prova l'anticipo ma sbaglia, poi con il fisico cerca Mascarella di conquistare ma sbaglia, Ferrante rimpallo con Ciaramitaro che quasi viene favorito dal tocco da parte del neoentrato, che qui fa una buona giocata e fa valere anche i minuti in meno che ha giocato rispetto agli altri, con un buono scatto, però la palla è già terminata in out, dunque rimessa con le mani, rimessa laterale per il Villabate che potrà andare con le mani di Merlino. Rimessa lunga di testa, poi Costa, Matranga ancora con la testa, poi Salerno si frappone, cerca di trovare la conclusione da fuori, tentata da parte di Shortino che voleva mettere in difficoltà il portiere avversario, ci stava anche per riuscire perché effettivamente la sua conclusione con l'esterno stava girando per entrare quasi in porta, poi un pizzico di sfortuna non ha permesso alla sfera di entrare. Nel frattempo quindi rimessa dal fondo con Di Paola che andrà lungo. Matranga, controllo perfetto per lui, poi Camilleri con il tacco, cerca il compagno e trova nuovamente Matranga che è una palla geniale dalle parti di Mannino, anche chiamata dal mister che è molto contento adesso della prestazione. Mannino salta all'aumento di rigore, Mannino guarda la porta, poi chiude invece i pali Peter Resi, palla in calcio d'angolo, minuto 34, manca un minuto, ma ci stiamo veramente divertendo oggi. Palla quindi in corner con la battuta di Capitan Mannino, con Costa che va incontro, è uno schema, poi col tacco si gira Costa, magia ancora una volta, poi la tocca Pavesi con l'esterno, quasi sta per trovare la sua doppietta personale, presa probabilmente con l'esterno, forse con la tibia, non si è visto molto bene in realtà. Sarà quindi rimessa dal fondo con Peter Resi che non rischierà, invece rischia partendo dal basso con mezzo Iuso, allarga il gioco, Caruso, controllo non perfetto, poi Ciaramitaro, controlla invece bene, poi viene fermato da dietro da parte di Camilleri, tocco verso Matranga, Costa, si intendono benissimo i due, poi Pavesi fa un grande aggancio e anche una buonissima conclusione, beccando il secondo palo di giornata, non personale ma collettivo, ma il gioco comunque era già fermo, dunque siamo andati al minuto 35, ma qualcosina in più probabilmente si giocherà con
ben 9 gol che sono stati realizzati, anche un cambio, dunque ci immaginiamo forse almeno 2 o 3 minuti di recupero, ma poi da questo punto di vista non ci sono state delle interruzioni così tanto limpide. Intanto pressione alta di Pavesi che per poco non trovava il gol, con Peter Resi che è un po' rischiato. Nel frattempo no, soltanto un minuto, dunque mezzo Juso a lungo, buono qui il lancio per Salerno che viene scavalcato dal pallone, la controlla Signorino, ha fatto una grande partita precisa e molto attenta, peccato però per l'autogol che chiaramente pesa un po'. Intanto Marsala, magia con destro-sinistro, poi capisce tutto Stellone che di ruolo è di centrale, oggi sta giocando come terzino sinistro dopo l'uscita dal campo di Tarantino. Tocco di Matranga, Mannino, ancora Matranga, lo spazio per poter creare l'ultima occasione. Pavesi può rientrare veloce, infatti lo salta, poi cerca una ruleta in mezzo a due, giocata molto complicata, ma abbiamo visto come gli riescano nel frattempo e finisce qui anche il primo tempo con il risultato di 6-3. Vita veramente molto molto vivace, non ci stiamo per nulla annoiando. Il risultato, ribadiamo, è di 6-3 per l'Accademia di Palermo Calcio. Noi vi salutiamo, ma soltanto per qualche piccolo istante, perché c'è il fine primo tempo, piccola clip intervallo, e poi sempre qui sui canali di Sportisti per il secondo tempo in esclusiva della sfida tra Accademia di Palermo Calcio e Villa Bari. A dopo. Caccia al tris in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportisti, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara. Poi cercata qui la corsa da parte di Pacchi, fermato, Muro, guarda la porta! L'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa. Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo, qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro. Serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa, passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico, la Rosa cerca sempre di abbreviare i tempi della giocata, Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, steppato, si scontrano in tre, chiuso, poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte, Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina, De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio
e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna. E poi il fischio, Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini. Blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti, Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio, 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia, ancora Pepe Giglio, Patti, pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona, chiuso, calcia sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Dunque si allarga, intanto Gianbanco fermato, ancora Gianbanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori, Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico sinistro, deviato e la deviazione da parte di De Bartoli decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0. Manca ancora tanto, 13 minuti 19 secondi. Cascino, sinistro! Sopra la traversa, Nino Cascino lo stava per rifare brutto. Poi Palazzotto, scontro con Barcellona, si gioca, Giangrande dall'altra parte, 2 contro 1, Giangrande, palla per Dopico, la respinta di Taormina, Giglio lungo su Dopico, c'è il liscio di Patti, Dopico dentro e la rete del 5-0 del Mistral Carini, la firma Palazzotto. Qui l'errore di Patti fondamentale, bravo a farsi trovare pronto Mike Palazzotto e time out chiesto da coach Giacalone. Palla in avanti intercettata, poi alla meglio il Mistral, Muro se la allunga troppo, alla meglio allora dall'altra parte il Marsala, 4 contro 2, conclusione deviata, palla in angolo sul tentativo di Patti, Pierro, Patti, ancora Pierro, Tendero, non collassa la difesa, poi Barcellona, tiro deviato, arriva Foderà, pallone che rimane lì e alla fine Barcellona con deviazione trova la prima rete in questa partita nel Marsala che si porta sul 5-1. Tendero, Pierro, ancora Jesus Tendero, dall'altra parte Barcellona, la sensazione del gol, Foderà, palla alta, se lo divora qui Foderà, Patti, Tendero, palla dentro, in qualche modo Giglio, poi Patti la controlla, calcia e la palla passa in qualche modo ed è buona per Alessandro Patti, accorcia ulteriormente le distanze del Marsala sul 5-2. Qui la pressione di Muro con la porta vuota, Muro palla dentro, Cascino, 6-2, qui un'ingenuità del Marsala regala a Nino Cascino il gol. Di nuovo 4 lunghezze, Cascino la recupera, ancora Cascino, solata su Pizzo, gran giocata, Cascino, non ci sono più parole per lui, l'ha segnato a porta vuota per carità, ma lo scippo e la solata di Nino Cascino valgono qualora ci fosse il prezzo del biglietto. La rincorsa da parte di Muro che guarda la porta, non perfetto Taormina, 8 è il numero di Muro, 8 anche i gol del Mistral Carini che vola sull'ottovolante, 8-2. Ancora Tendero, lungolinea, Barcellona la difende contro Giangrande, ennesimo duello tra i due, palla per Tendero, Giglio che poi calcia via il pallone, che bravo Giglio anche oggi. Patti, l'intervento di Palazzotto, grande giocata ancora, Muro, guarda la porta, ancora Muro e sono 9 per il Mistral
che allunga ancora con l'ennesima grande giocata di Muro. La rincorsa di Muro molto lunga, fischia l'arbitro. Muro! Un bacino al palo e palla dentro ancora. Un pazzesco salvo Muro. Sterza, lo ferma Palazzotto. Poi Megna per Giambanco, la sterzata, Giambanco ancora, Giambanco calcia, respinto, ma finisce qui. Il mister Alcarini vince, anzi stravince contro il Marsala Futsal, finisce 10-2. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Academy Palermo Calcio e Villabate, risultato di 6-3 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, ma siamo sicuri che ci seguite fin dal primo minuto. Una gara molto vivace che si è sbloccata dopo appena 2 minuti con il vantaggio degli ospiti, poi però il pareggio, l'azione successiva con Costa, ben servito dai compagni, che non ha sbagliato sotto porta. Poi sono stati tutti gli altri gol. Questi primi 35 di gioco sono stati veramente molto molto divertenti, con due formazioni che giocano veramente a viso aperto senza badare troppo alla fase difensiva ma più alla fase offensiva, un po' più divertente dunque come partita, non molto tattica ma molto tecnica, con sicuramente due giocatori come Costa e Matranga che si stanno scambiando tante volte il pallone e lo fanno veramente con una grande qualità. Nel frattempo si attende l'arrivo da parte del direttore di gara, c'è qualche istante di ritardo rispetto forse all'inizio classico dei secondi tempi, però anche per permettere forse ai ragazzi di riposarsi un attimo in più. Il caldo chiaramente può essere un fattore, può essere un fattore anche l'espulsione per Tarantino nei primi 35 di gioco, cresciuto in 10 infatti nella sua formazione. Abbiamo notato come Niceta invece si sia schierato nella linea dei difensori, con Stellone che invece si è allargato sull'out di sinistra, avendo il posto proprio del compagno espulso. Poi mister Di Napoli invece anche qua noi siamo un po' fortunati perché siamo praticamente la nostra postazione sopra la panchina della formazione di casa. Abbiamo sentito dire un componente della panchina appena inizia entri tu, quindi insomma siamo stati un po' fortunati per effettivamente capire che ci sarà un cambio. Queste sono anche un po' le fortune del gioco. Dovrebbe entrare Nicolò Di Paola, che dovrebbe essere il secondo cambio, visto che il primo è stato un cambio forzato con Vicari che non stava molto bene dopo una grandissima azione, un grande assist per il compagno, ha lasciato anzitempo il terreno di gioco al suo posto Ferrante, che però è partito molto bene. Qui è dato anche a bagnarsi un po' i capelli probabilmente per il caldo. Tanto entra anche la formazione ospite che si sta posizionando in panchina, poi entrerà chiaramente nel terreno di gioco. Nel frattempo Salerno può fare tunnel a tutti i compagni. Effettivamente se si indossa la 10 credo sia anche un tratto distintivo di quel numero, voler provare sempre dei tunnel. Nel frattempo le squadre sono già schierate in campo, si attende però il direttore di gara che è arrivato adesso con il pallone tra le braccia, lo tiene in grembo. Adesso il direttore di gara sta per rientrare in campo con il pallone tra le braccia, dunque
Ci sono 3 cambi anche per il Villabate, perché vediamo gli ingressi subito da parte di Vincenzo Abate con la maglia numero 17. Poi anche un cambio tra i pali, perché fuori Peter Resi, dentro Francesco Dauria, dentro anche Vincenzo Abate al posto di Luca Ciaramitaro. Adesso invece cerchiamo di capire anche l'ultimo cambio per il tecnico, che sta consentendo anche gli ingressi in questa partita, anche per avere forse nuova linfa, per avere anche nuove giocate, magari anche un po' più imprevedibili rispetto magari ai titolari che sono partiti. Dovrebbe lasciare il terreno di gioco, se non sbagliamo, Fiore, ma adesso vediamo conferma effettivamente di questo cambio, perché non lo vediamo all'interno del terreno di gioco. C'è sicuramente Shortino, c'è Fiore lì con la numero 4, c'è anche Mezzoiuso con la fascia, la vedete al braccio, c'è sicuramente Marsala, Cerva, Salerno. Adesso cerchiamo di capire effettivamente gli ingressi, perché lascia il campo Caruso, dunque Caruso per Francesco Andolina, quindi entrano Abate, Andolina e Dauria al posto di Peter Resi, al posto di Caruso. Poi l'ultima a uscire è Ciaramitaro, che ha fatto comunque una buonissima partita. Questa posizione è stata anche un po' una spina nel fianco in realtà della formazione in casa, perché giocava molto alto in realtà. Nel frattempo un nuovo cambio, perché lascia il terreno di gioco invece Francesco Niceta, che ha fatto una buonissima gara giocando in un ruolo non suo. Applausi per Di Paolo. Si schiera infatti come difensore centrale, dunque un cambio anche per forse garantire maggiore copertura. Niceta in realtà stava giocando una buonissima partita, l'abbiamo detto anche in precedenza. Intanto inizia il secondo tempo di questa sfida, dunque Niceta lascia il campo, ma partita super positiva per lui. Tocca a Matranga, Costa si appoggia subito dalle parti di Paola. Signorino rischia un poco, poi con la punta si appoggia, Mannino vede l'inserimento di Pavesi che si allarga e poi Fiore mette subito in rimessa laterale per formazione di casa. Matranga lascia lì il pallone, Mannino libera Stellone, poi Mannino cerca il taglio dalle parti di Stellone, che cerca un cross col sinistro, poi direttamente tra le braccia di Dauria, quindi blocca e quindi tocca anche il primo pallone della sua partita. Pallone alto, Stellone, buono qui il suo contrasto, il suo controllo, chiedo scusa. Matranga con l'esterno si gira, poi vede Mannino che cerca l'imbucata 2 volte, Mannino lotta poi davanti all'area di rigore, alla meglio invece Merlino che allontana la sfera. Poi viene cercato Marsala, la tocca a Stellone con un fita di corpo, riesce ad avere la meglio. Matranga allarga molto bene qui su Costa, si cercano veramente tanto i due, poi palla imbucata davanti per Camilleri che non arriva, sembrava poterci arrivare in realtà, non sembrava una palla molto profonda, ma poi forse ha preso un po' più di potenza dopo e di conseguenza palla in rimessa dal fondo con il portiere Dauria che andrà a battere questa rimessa, ma batte basso perché tocca su Mezzoiuso che invece va a lungo. La mister di Trapani chiama invece centrocampisti, ovviamente non contento di questa linea un po' troppo alta. Poi intanto lotta Di Paola con Salerno, commette fallo però il numero 10 del Villabate, dunque sarà calcio di punizione potuto rapidamente con Signorino. Mannino col sinistro gira molto bene, poi Stellone di prima cerca l'imbucata dalle parti di Pavesi, palla che però non arriva tra i piedi del numero 19. Nel frattempo Vigari è tornato in panchina, si è fatto anche la doccia, se non sta benissimo. Di Paola intanto, poi Ferrante trova Camilleri che può puntare alla difesa, cerca invece centralmente Matranga che si gira, lascia lì il pallone. Costa viene tallonato da Mezzoiuso, poi ancora una volta le finte perfette e poi imbucata con l'esterno molto intelligente a cercare Mannino che ha la meglio sul mismatch fisico. Mannino
può rientrare, poi viene fermato da Vincenzo Abate, che tocca anche il suo primo pallone della partita, lo fa dopo circa 2 minuti, quasi 3, tutta con le mani. Cercare Pavesi, poi Fiore mette in calcio d'angolo, dunque azione offensiva ancora per l'Academy Palermo Calcio, che ha l'occasione di potersi portare ancora in avanti, cercare forse il 7° gol. Vediamo, corner, si avvicina, intanto Costa, uno schema, ma va lungo in mezzo, palla che attraversa tutta l'area di rigore, ma non trova nessuna deviazione con Camilleri, che poi non riesce a tenerla in campo. Sarà quindi rimessa dal fondo e verrà battuta da Dauria, che lascia però lì il pallone a mezzo Iuso. Infatti è una battuta ormai che abbiamo visto in quasi tutta la partita, nei primi 38 minuti, dove il portiere difficilmente va a lungo, cerca invece un'impostazione dal basso con il tocco sul capitano. Infatti anche questa volta è arrivato a questa azione, cambia gioco nel frattempo sbagliando, Stellone capisce tutto in anticipo, una grande partita di posizionamento per il numero 5, che poi allarga la sua giocata. Costa, giocatore molto interessante, la scivolata perfetta parte di Andolina, poi cerca il tiro da fuori e poi conclusione nuovamente con Matranga, che ha provato di controbalzo con pizzico di sterno probabilmente a battere Dauria, che però invece ha bloccato senza troppi problemi. Palla intanto ribattuta in avanti a cercare la velocità di Salerno, poi Signorino con il tocco morbido, molto rischioso qui, seppur sia stato ben fatto da parte del numero 6. Poi Di Paola, ancora Signorino, c'è largo Stellone che riceve adesso il pallone, gioca molto bene l'Academy Palermo Calcio. Pavesi la controlla, si scontra con il suo avversario, poi lascia lì il tocco con Matranga. Stellone, Mannino può allargare, infatti fa proprio questa giocata, sbaglia perché Andolina capisce tutto in anticipo, posizionandosi lì dove il pallone sarebbe arrivato. Dunque pallone regalato al Villa Abate, che però l'ha subito riperso. Dunque azione ancora per l'Academy Palermo Calcio con Costa, Mannino, c'è largo Matranga, non lo serve, va dall'altra parte. Adesso un po' troppi errori da parte del capitano, 2 errori consecutivi. Matranga intanto, Marsala, si trova lì il pallone, ne esce fuori benissimo con un grande dribbling. Marsala fa tutto solo, poi viene triplicato e fermato. Signorino invece sbaglia il passaggio, sempre Marsala, va giù, fallo di Costa, calcio di punizione, fallo da dietro scivolato, ha tentato fino all'ultimo di rubare il pallone al suo avversario, non ci è riuscito. Sarà quindi calcio di punizione con Mezzoiso sul punto di battuta. Nel frattempo si riscalda ancora quasi tutta la panchina dell'Academy Palermo Calcio. Vediamo se effettivamente il mister di Trapani effettuerà dei cambi o se invece lascerà ancora giocare i titolarissimi, con tanto in questo calcio di punizione con Mezzoiso sul punto di battuta. Vediamo se cercherà un traversone in mezzo o magari una conclusione diretta verso la porta. Probabilmente una conclusione, vediamo. Mezzoiso cerca invece uno schema per Cerva, che stava quasi per agganciare il pallone, palla che invece termina in out direttamente dalle parti di Di Paola. Nel frattempo è pronto il cambio, dunque il mister di Trapani effettua 2 cambi. C'è spazio per Cristiano Orlando con la maglia numero 17, ma non è il solo. Nel frattempo c'è un altro cambio anche per il Villa Abate, fuori Salerno, dentro invece Michele Reina, che si stava riscaldando anche nel primo tempo. Poi invece Orlando e Tiscione che prendono il posto, vediamo di chi. Qui lascia il campo Diego Mannino, il capitano, era anche un po' stanco effettivamente, ma una grande partita per il capitano. Comunque entra al suo posto Tiscione e poi fuori Pavesi, dentro Orlando. Sono questi cambi, tanto il battescico di Pavesi con il mister di Trapani. Nel frattempo si riscalda ancora la panchina del Villa Abate, probabilmente ci sarà qualche altro cambio.
tempo il batticinque anche tra Pavesi e Capitan Mannino. Hanno giocato una grande partita con il numero 19 invece che ha dato anche il gol. Matranga cerca un tocco per liberare, forse per anche velocizzare, ma sbaglia tutto questa volta. Poi Cerva un po' stizzito allontana la sfera. Matranga poi in spaccata, pallone che ha terminato fuori ma non per il titolo di gara. Guardarini aveva effettivamente alzato la bandierina nel tentativo di segnalare un pallone fuori, ma non per l'arbitro di oggi. Costa intanto, palla dietro, cerca di Paola, c'è Signorino, partita adesso ferma sul 6-3, un po' meno vivace rispetto al primo tempo, ma chiaramente dopo i ritmi molto alti della prima frazione sembrava abbastanza complicato riuscire a replicare un po'. Tanto sarà ancora rimessa laterale dunque per il Villabate, che rimane in zona offensiva, vuole cercare il tutto per cercare di recuperare quantomeno la partita, per avvicinarsi al risultato che ricordiamo essere il 6-3 per l'Academy Palermo Calcio. Ma Marsala con le mani, poi Mascarella anticipato, Merlino, colpo di testa parte di Ferrante, poi la tocca anche Costa, cambia gioco invece il Villabate, trova infatti Marsala che l'aggancia, poi Stellone sempre molto puntuale, poi sbaglia il tocco, sbaglia soprattutto il tocco shortino, che nel tentativo probabilmente di servire un compagno sulla profondità tocca male, dunque pallone regalato direttamente dalle parti di Paola, che poi con tanta astuzia e anche tanta esperienza va giù. Signorino, pressione molto alta di Abate con Stellone che non l'aveva visto arrivare probabilmente. Abate cerca il cross in mezzo, la tocca Signorino, grande partita da parte del 6, palla centrale adesso per cercare poi il colpo di tacco da parte di Camilleri, che questa volta non riesce a passare. Poi Stellone si battibecca con Abate. Tiscione cerca il tocco centrale dalle parti di Orlando, riescono a duettare i due. Tiscione, poi Stellone la tocca anche con il braccio, riesce a non trovare poi il pallone. Signorino prova ad allontanare, non riesce, poi ancora una volta Shortino ad avere la meglio, tocca al centrale, Cerva prova a girarsi, adesso fase un po' confusa di questa partita, la controlla Andolina, non perfetto nel suo aggancio, poi Camilleri prova ad autolanciarsi, riesce anche con un piccolo rimpallo ad avere la meglio, poi tanto palla centrale con Cerva che è davanti, poi il tocco ancora di Signorino che stava per combinare nuovamente un autogol, ma questa volta non è andata male al centrale, che è stato molto bravo in scivolata, perché Cerva probabilmente sarebbe arrivato davanti la porta e quindi con tutta la facilità di poter calciare contro soltanto il portiere. Ha dato Di Paola, qui la combina veramente grossissima, poi Signorino su Marsala, insomma non penso sia molto contento mister Di Trapani adesso, qualche rischio di troppo da parte della difesa di casa. Intanto poi Shortino non riesce a tenere il pallone in campo, dunque cambio ancora una volta con gli ingressi questa volta di Andrea Mancino e poi entra anche Cristian Rimini. Ma al posto di chi lascia il terreno di gioco Stellone, una grande partita per Tommaso Stellone, che ha giocato in un ruolo probabilmente non suo, ma è uscito molto bene, facciamo vedere qui. E poi lascia il campo anche Signorino, mentre invece Mancino, dunque Mancino dovrebbe schierarsi, se non abbiamo capito male, come centrale, mentre invece Rimini dovrebbe essere andato come terzino sinistro. Tanto viene cambiata la rimessa laterale, non è perfetta la parte di Rimini, anzi no, si attendeva soltanto il fischio, dunque non è rimessa cambiata, ma è stato da ribattere. Matranga prova una magia in mezzo a due, poi cerca la conclusione, batte verso la porta, direttamente tra le braccia di Paola, che fa subito scattare i suoi. C'è spazio per Ferrante, si è giocato molto poco da quella fascia in realtà in questo secondo tempo. Poi Camilleri fa tutto solo, è molto più veloce Camilleri dentro la di rigore, cerca il traversone in mezzo, trova però una deviazione, sarà quindi calcio d'angolo per l'Academy Palermo Calcio, che si porta e si proietta in zona offensiva con questo corner che verrà battuto da Costa. In precedenza l'abbiamo visti battere a Mannino, adesso
uscito il capitano, va il 10 a battere, che invece molto spesso andava ad accorciare nel tentativo di creare una situazione diversa dal corner. Intanto cross in mezzo, colpo di tacco! Ma che gol ha fatto! Appena entrato Cristiano Orlando, una magia assoluta, poi l'esultanza, vuole sentire il pubblico, gol bellissimo. Adesso è 7-3, un gol alla Zlatan Ibrahimovic, l'ho visto tante volte fare al campione svedese, questa volta invece lo fa Orlando, che con questo tacco al volo in girata, veramente un gol impressionante. Chissà se l'ha provato in allenamento più volte, ma bisogna poi mettere in atto in campionato, che sicuramente c'è una pressione, c'è anche una difficoltà maggiore rispetto all'allenamento. Credo che questo sia un gol da vedere e rivedere, poi sicuramente il ragazzo lo rivedrà sempre grazie alle nostre immagini. Intanto casca giù Tiscione, si tocca passo ventre, ma tutto ok adesso. Matranga trova dall'altra parte l'imbucata per Costa, c'è il taglio da parte di Camilleri, vediamo se lo serve Costa, fa tutto solo, viene tenuto da Andolina, commette fallo, calcio di punizione, arriva anche il cartellino giallo per il numero 14 che si becca queste sanzioni, giusta, perché comunque è stato un intervento non cattivo chiaramente, ma arrivato nel tentativo di fermare la volata del suo avversario, dunque più che classico fallo tattico e dunque calcio di punizione. C'è Matranga ma c'è anche Costa, insomma diciamo che questa battuta presenta due giocatori che il piede lo hanno dimostrato quest'oggi, ce l'hanno molto caldo. Costa infatti ha trovato una doppietta, Matranga nessun gol ma tante grandi giocate anche con degli assist, dunque come per esempio uno in precedenza su Camilleri nel corso del primo tempo, con un tocco con l'esterno veramente molto molto intelligente. Sarà quindi calcio di punizione. Minuto 50, è uno schema però gioco fermo. Adesso mister Di Trapani è un po' arrabbiato anche perché non proporrà nuovamente lo stesso schema e infatti dice al proprio giocatore di calciare direttamente in porta. Costa, Matranga si allarga, rientra, cerca il sinistro, prende in pieno Mezzoiuso che invece viene fischiato un calcio di rigore. Bisogna riguardare perché effettivamente sembrava un braccio non troppo largo in realtà da qui, ma non per il direttore di gara. Dunque secondo calcio di rigore della partita e andrà nuovamente Costa dal dischetto, lui che ha sbagliato e che non ha trovato il gol dagli 11 metri, questa volta può decisamente rifarsi. Questo tiro dal dischetto potrebbe arrivare dunque il gol dell'8-3, vediamo. Di gara che fa indietreggiare anche il pallone, insomma fa rispettare un po' tutto. Adesso lo scontro è con Dauria, va Costa che cerca la conclusione, non sbaglia questa volta, fa il gol dell'8-3, precisione non potenza come in precedenza e quindi arriva la tripletta personale del numero 10. Un rigore sicuramente battuto, possiamo anche dire, nonostante il gol è peggio rispetto al primo che era stato calciato invece molto molto bene, una botta secca sotto la traversa che però per sfortuna del numero 10 anziché andare sotto la traversa è andata direttamente dritta sulla traversa, quindi negandogli una, in quel caso sarebbe stata la momentanea doppietta poi arrivata nell'azione successiva con il tiro sul primo palo che ha trafitto il portiere avversario, poi invece adesso la tripletta. Nel frattempo sta per entrare anche il secondo portiere, dunque dovrebbe essere l'ultima azione per Carlo Di Paola, dovrebbe entrare Marco Mellina che si sta mettendo i guantoni, ve lo facciamo anche vedere effettivamente sotto la nostra postazione, il cambio è pronto, dunque appena la palla termina in out ci sarà questo cambio che infatti dovrebbe arrivare adesso, di gara però è molto lontano, forse non sente del cambio, invece sì, si è girato. E infatti cambio tra i pali, dunque dentro Mellina, fuori invece Di Paola che possedeva anche la fascia da capitano dopo l'uscita di Mannino. Ci sono altri due cambi per il Villabate perché entrerà Sampino, ma non solo, adesso diciamo anche gli altri cambi.
Poi entra anche Favuzza, esce invece Fiore, un po' scontento forse per la prestazione, intanto fuori Di Paola, giocatore di casa, dentro invece Mellina, chiedo scusa. Poi invece entra con la maglia numero 15 Alessandro Guglielmo e per concludere appunto Gabriele Sampino esce invece dal campo shortino, dunque tanti cambi un po' per rimescolare quelle che sono le carte, appunto 53 di gioco. Il cambio dunque con Mellina che va direttamente tra i pali a prendere il suo posto al posto di un buon Di Paola che nonostante i 3 gol subiti comunque ha giocato una buona partita. Sarà quindi rimessa con le mani, si partirà con Ferrante che è entrato, ricordiamo, nel corso del primo tempo, il primo cambio di mister di Trapani, con il tacco cerca Camilleri, poi Matranga con un rimpallo, Cerva cerca il tocco sui compagni, poi adesso il capitano è rientrato, invece è diventato Matranga, del terzo capitano differente di questa partita, prima è stato Mannino, poi dopo la sua uscita Di Paola e adesso invece è diventato Matranga. Vediamo se potrà lasciare il campo. No, perché i cambi sono finiti, dunque terminerà lui la partita come capitano finale di questo match. Intanto rimessa laterale con il tentativo di Camilleri di controllare la sfera, non c'è riuscito, dunque si riparte con questa rimessa laterale. Ferrante, pressione da parte di Andolina, poi tocca con la punta, cerca il contrasto, poi ne è entrato Sampino ma non viene favorito. Matranga per la conclusione da fuori, ce l'ha provato qui Renato Tiscione, questo destro improvviso direttamente facile preda di Dauria che nonostante i 2 gol subiti ha fatto comunque un buon ingresso. Palla su Marsala con la testa, la controlla ma soltanto per un istante, poi tocco all'indietro molto risito con Mascarella che qui anticipa il possesso di Mellina, che però è bravissimo perché va subito giù e non si fa saltare. Qui ottimo intervento da parte del portiere che si è presentato benissimo. Intanto Costa con l'esterno vede l'inserimento in velocità da parte di Camilleri che però non arriva, poi è anche l'ultimo a toccare, qui molto bravo anche se fortunato Vincenzo Abate che con l'ingresso del compagno si è schierato sul lato di sinistra, dunque adesso infatti gioca Alessandro Guglielmo, poi cerca il cross direttamente tra le braccia di Dauria che va subito lungo, cercare Marsala, lotta contro Rimini, qui di fisico anche la meglio, poi si appoggia dietro da Mellina, anche lui con il cappellino come il collega Di Paola. Palla lunga, Costa qui lascia scorrere molto bene la sfera, poi lascia lì a Ferrante, palla in profondità ancora su Costa che ha ancora lo spazio e soprattutto l'energia per correre, qui intanto taglia la strada, per poco non si fa anche male Costa, stava di Mezzo Iuso che è andato a tagliare drasticamente la direzione al proprio avversario che per poco infatti non sbatteva sulla ringhiera. Fortunatamente tutto ok però per Costa che si è rialzato subito. Costa mette giù, cerca consisto l'imbucata dalle parti di Orlando che lotta contro l'altro numero 17 e poi trova un calcio d'angolo. Infatti sugli sviluppi di un calcio d'angolo è arrivato proprio il gol da parte di Orlando con un tacco al volo in girata, insomma una torsione molto molto bella da vedere. Adesso sarà un nuovo calcio d'angolo e vediamo se ci regalerà un'altra acrobazia, magari andrà con un più che classico colpo di testa. Va in mezzo ancora Orlando, infatti la tocca e poi arriva Camilleri che non sbaglia e fa poker, 9 il risultato, però no perché è stato annullato, dunque tocco con il braccio da parte dello stesso Camilleri, dunque gol annullato, si rimane con il risultato di 8-3. Dauria va lungo, la controlla poi con molta eleganza Matranga. Costa, Matranga sfida tutta la difesa, casca giù, viene sgambettato per l'ennesima volta e questa volta probabilmente andrà in porta perché è stato tentato più volte uno schema, ma credo che sull'8-3 forse il mister possa concedere questa
battuta a Ettore Matranga, che infatti viene rincorso anche da Di Paola, che va subito ad accarezzare il compagno, a dire dai, calcia tu, sbloccati anche tu in questa partita. Lui che non ha trovato il gol, ma è stato sicuramente tra i migliori in campo. Per questo ci sono veramente pochi dubbi, tanti dribbling riusciti, tante belle giocate, poi un ruolo anche non facile, giocando quasi come sottopunta, poi più a centrocampo, insomma, ha cambiato molto in Serie A oggi. Vai Ettore! Sarà quindi calcio di punizione, sta contando i passi Matranga, che cerca la porta e non la trova. Allora è gioco un po' troppo, tanta sfortuna per lui, ma ancora una volta meriterebbe forse questo gol per coronare la grande sfida giocata, ma ancora una volta non riesce a trovare la via del gol. La controlla Guglielmo, poi il tocco sbagliato, facile preda da parte del difensore, poi Matranga, Costa, sempre molto elegante, cerca con la punta il tocco sul vellutato, ma sbaglia, poi scivolata. Tiscione, il dribbling, Tiscione salta tutti, prova ad autolanciarsi, poi Orlando in mezzo a due, casca giù, questa volta è calcio di rigore, fallo stato effettivamente sgambettato ed anche cartellino giallo per adesso vi diciamo anche per chi nel frattempo è rimasto a terra. Orlando ha preso un brutto calcio, sarà quindi terzo calcio di rigore della partita. Questa volta andrà proprio Matranga, che ricordiamo non si è sbloccato ancora e ha un'importantissima occasione. Il giallo dovrebbe essere stato per Guglielmo, se non abbiamo visto male, ma va Matranga, che adesso indossa anche la fascia da capitano, dunque una responsabilità in più per il numero 20, che sta però giocando, ricordiamo, una partita incredibile che potrebbe essere coronata finalmente da un gol, perché lo ha cercato veramente in tante occasioni. Guarda il portiere, ne ha già avuto una disposizione, ma Matranga che sblocca, che si sblocca in questa partita e spiazza decisamente il portiere, quindi trova il gol del 9-3. Precisissimo calcio di rigore per Matranga, che è stato molto bravo qui ad incrociare con tanta precisione, anche con una buona dose di potenza, e portando direttamente dall'altra parte, dove ha provato ma non è riuscito a prendere questo calcio di rigore. Il risultato è di 9-3 adesso, è stato molto largo. Mezzo Juso, buona giocata, quindi finta di corpo, mezza 3, mezzo Juso ne salta 3, adesso va sul quarto, si appoggia da Guglielmo, c'è Marsala, palla centrale ancora una volta per il capitano, capisce tutto Tiscione, poi mezzo Juso lotta, c'è molto bene Di Paola che prova anche un tunnel. Matranga, Tiscione, Rimini per il tocco per cercare di liberare soprattutto Orlando con la sua velocità, non viene servito però da Camilleri. Adesso Matranga salta sempre tutti a centrocampo, giganteggia il numero 20. Adesso Costa, poi il contrasto sarà quindi rimessa laterale sarà quindi rimessa con le mani, verrà battuto da Ferrante, però da ribattere, abbastanza evidente come dal punto di vista tecnico non sia stata una rimessa pulitissima, dunque si riparte con le mani per il Villabato. Poi controllo difettoso, va subito a pressare Camilleri, facendo anche la rimessa con le mani. Ricordiamo minuto 61 di gioco, mancano poco più di 8,5. Poi Costa cerca di trovare posizione, poi allontana mezzo Juso che prende in pieno Camilleri, che accusa la botta effettivamente. Poi Matranga, sempre molto elegante, con l'esterno si appoggia a Rimini, può partire 1-2 perfetto con il compagno, con il neontato Tiscione. Poi Rimini si autolancia sulla fascia sinistra, è molto veloce, poi Marsala ha una grande fase difensiva, lui che parte come esterno di attacco, ma l'abbiamo visto più volte aiutare comunque fase difensiva, complice anche probabilmente la sua capacità aerobica ottima al momento, perché ha corso veramente tutta la partita, anche un grande gol per lui. Matranga la controlla con la suola, poi sbaglia forse uno dei primissimi palloni. Cerva allarga dalle parti di Mascarella, che può puntare la difesa, c'è contro Di Paola, va sul destro, Mascarella prova a rientrare, ma ancora una volta
ringhia qui Di Paola che non lo vuole fare passare. Mascarella riesce comunque a toccare verso i compagni, ma non a garantire il possesso. Camilleri cerca il tocco morbido nel tentativo di servire in profondità Orlando, ma il pallone non arriva sul compagno. Dunque palla in rimessa laterale, mancano 7 minuti di gioco, poi sarà fine match. Il risultato sembra ormai quasi ipotecato per i padroni di casa. Costa allarga, sbaglia il tocco, Guglielmo, poi Marsala intercetta per un istante, Matranga, Tiscione, giocano benissimo i due, si capiscono a meraviglia, poi prova il dribbling, viene fermato però dall'ottimo intervento da parte di Vincenzo Abate. Dunque sarà calcio d'angolo ancora una volta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ricordiamo è arrivato il gol della formazione di casa con Orlando con un tacco al volo veramente incredibile. Ma oggi di gol belli ne stiamo veramente vedendo tanti. Avrà allontanato intanto Mancino centralmente, molto bene qua. Poi il dribbling da parte di Camilleri che può cercare anche la porta. Effettivamente avrebbe potuto in realtà allargare dalle parti di Costa, non lo ha servito questa volta. Ha provato a fare lui il poker che aveva effettivamente trovato nel corso del secondo tempo, ma per un tocco con il braccio è stato annullato. Intanto esce molto bene la difesa, cercare Guglielmo, poi la tocca invece Rimini, poi Mancino e si ritorna direttamente dalle parti di Mellina. Di Paola, Costa cerca di liberare il compagno, infatti lo trova. Buono qui il fraseggio sempre molto rapido. Mister Di Trapani lavora tanto da questo punto di vista e si nota, tutte le sue squadre sono sempre molto tecniche, che giocano sempre palla al piede con tocchi 1-2, però molto spesso con tocchi rapidi, veloci. Poi Matranga cerca il jolly da fuori e poi anche un pizzico di fortuna per Matranga, che infatti si lascia andare a un sorriso quasi un po' ironico. 10-3 il risultato, ironico perché in realtà lui ha cercato tante volte la via del gol e con tanta sfortuna non è mai riuscito a trovarla. Ci è riuscito poi sul calcio di rigore, adesso forse nel tiro peggiore probabilmente della sua partita ci trova invece la doppietta personale. Fatto sta che comunque il risultato adesso è di 10-3. Arrivati al minuto 65 e 20 secondi, come potete benissimo vedere dal nostro tabellino. Mancano infatti 4 e mezzo, poi sarà fine match. Vediamo se ci sarà un recupero, probabilmente no, non ci sono state delle interruzioni in questo secondo tempo. Guglielmo con colpo di testa, Marsala mette giù, poi lotta di Scione, qui non abbocca la finta del 7, allarga dalle parti di Orlando, c'è ancora voglia di trovare l'11° gol. Orlando è più veloce, salta, Abate si è autolanciato sull'otto di sinistra, forse un po' male questa volta perché la palla terminata in out, dunque palla fuori, mancano 4 di gioco, poi sarà fine match. Controllo difettoso, poi va centrale Reina, poi Andolina rischia tanto ma esce benissimo questa volta. Poi si va dalle parti di Mascarella che può puntare Di Paola, si appoggia Cerva, da palla di ritorno, c'è l'inserimento senza palla che può essere concretizzato ma non per Rimini, che fa una buonissima diagonale difensiva. Si era inserito con i tempi giusti Sampino, ma Rimini non era dello stesso avviso, ha fermato in diagonale il suo avversario. Nel frattempo cambio di rimessa laterale, sul risultato di 10-3. Manca veramente pochissimo, 3 minuti alla fine della partita. Costa, poi la controlla con un braccio probabilmente, sarà quindi calcio di punizione con Andolina che andrà a battere. Sarà quindi calcio di punizione, una delle ultimissime occasioni della partita, il tentativo di rendere meno amaro il risultato probabilmente per il Villabate. Sarà quindi calcio di punizione, si guadagna qualche secondo, c'è anche un pizzico di stanchezza in realtà. Palla attraversata direttamente l'area di rigore con Mellina che lascia scorrere saggiamente
in rimessa dal fondo, dunque prende posizione la formazione di casa, invece è molto allungata adesso il Villabate con Cerva, Marsala e Mascarella che sono praticamente quasi in zona di rigore. Intanto viene liberato Costa, non la tocca Andolina, cerca con l'esterno di mettere tutti d'accordo, poi il tocco ancora una volta non lo favorisce, poi cerca il tocco e sei dietro con Di Paola che torna direttamente dalle parti di Mellina che allontana invece la sfera. Mezzo Iuso, una bocca sul tunnel e poi è un 2 contro 1, viene lanciato in profondità qui Orlando, scivolata, l'ha toccata anche con il braccio e dunque cartellino rosso per D'Auria da ultimo uomo. Al minuto 68 il portiere è stato buttato fuori, sarà quindi calcio di punizione. Adesso non c'è nessun portiere di ruolo tra i pali e i guantoni li mette Guglielmo, se non abbiamo visto male, gli dà anche la maglietta e infatti sì, è Guglielmo il portiere adesso, però soltanto per un minuto, dunque probabilmente per questa punizione, poi per un'altra manciata di secondi poi sarà fine partita. Dal punto di vista del regolamento è anche giusto, perché comunque si trattava dell'ultimo uomo, sarebbe stato gol. D'Auria infatti è un po' sconsolato, ma sa bene che l'ha toccata con il braccio, dunque sarà dunque calcio di punizione con Tiscione che va verso la porta, batte male però, poi il direttore di gara guarda il cronometro, Guglielmo va basso, poi Tiscione capisce tutto, ancora in anticipo, commette fallo, Abate, sarà ancora calcio di punizione, poi mezzo Iuso allontana la sfera ed è cartellino giallo per il capitano. Adesso partita che si attende soltanto il fischio da parte di direttore di gara, calcio di punizione che probabilmente sancirà poi la fine del match. Un ottimo ingresso invece per quanto riguarda Tiscione, perché tutto veramente molto bene, forse tra i tanti cambi sia da una parte che dall'altra è quello che probabilmente ha convinto un po' di più. Vediamo se effettivamente potrà essere una soluzione per Mister di Trapani anche nelle prossime partite, forse partire dal primo, vediamo, perché ha giocato veramente una grande partita. Sarà quindi calcio di punizione, lo stesso Tiscione infatti andrà a battere, in precedenza non l'ha battuta bene, vediamo adesso. Tiscione cerca la precisione, poi Guglielmo fa una grandissima parata, nonostante il ruolo non sia uno dei difensori, poi ancora una volta Guglielmo fa un miracolo assoluto, poi scivolata, prova a non fare il poker a Camillari, che però riesce e arriva quindi l'11-3. Qui una grande parata di Guglielmo che ha fatto vedere una doppia parata incredibile, prima sulla punizione ma soprattutto sulla seconda, perché ha fatto veramente una parata incredibile in questo caso, riuscendo a evitare il gol di Orlando che aveva provato un diagonale velenoso, ma grande parata di Guglielmo che qui aveva evitato per qualche istante l'11° gol, poi ci ha pensato invece Camilleri con questo poker personale. Intanto Rimini lotta Orlando, allontana la difesa, poi Marsala, c'è ancora spazio per giocare, c'è ancora tempo per un'ultima occasione. Marsala la controlla, finta, poi contrasta a centrocampo, lotta ancora una volta Tiscione, poi si incespica sul pallone ma finisce qui la partita, va bene così, termina dopo 72 minuti il match tra Academy Palermo Calcio e Villabate e finisce con il risultato di 11-3, torna quindi, continua a vincere Mister di Trapani dopo l'ottima vittoria contro la Panormus. E con queste immagini noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci tenuto compagnia per questo match. Qui da Marco Genduso di Sportiseri è tutto, alla prossima.